Si avvia dunque la chiusura a questa 63esima edizione del Carnevale del Veneto, un'edizione diversa dalle solite che segna il rilancio di questa antica manifestazione. Una giornata di sole ha baciato quest'ultima giornata. Non solo quest'ultima, ma anche domenica. Domenica scorsa è stata una marea di gente, una marea di persone, tanti spettatori, un grande successo. Anche oggi ritengo sia una giornata ampiamente riuscita. Un rilancio del Carnevale del Veneto in grande stile, un impegno da parte di tutti, da parte in primis degli organizzatori, del comitato, dei carristi, ma un impegno anche da parte delle istituzioni che ci credono, ci hanno creduto e credo siano state anche ricompensate. Si dice che al Carnevale si divertono i bambini, ma soprattutto si divertano le persone adulte. Direi che io ho fatto una settimana che non so, arrivo a questa sera ma sono stremato, perché fra balli, voli che mi hanno fatto fare sono veramente fortemente emozionato e contento comunque, perché ho cercato anch'io di dare un po' di anima, un po' di colore a questa manifestazione. In questi giorni sicuramente tutti gli abitanti di Casale avranno scoperto un altro sindaco. Sì, e hanno trovato un doge quest'anno. Al Carnevale tutti quanti tornano un po' bambini, non si divertono soltanto i piccoli, ma anche i grandi ne approfittano per divertirsi e per lasciare un po' da parte le preoccupazioni che tutti i giorni magari ci assillano. Si mi sta divertendo molto. Ti piace il Carnevale? Il Carnevale è sempre un momento di gioia e di felicità soprattutto per loro. Quest'anno è stato un bel ritorno al passato, perché sinceramente ho rivisto gli anni, i miei primi anni. Una bella rinascita dunque. Senz'altro, confido che sia proprio un punto di ripartenza per il futuro e soprattutto perché è importante anche sapersi divertire in semplicità, così come abbiamo fatto quest'anno. Mi tolgo la curiosità, ma si divertono di più i bambini o i genitori? Anche i grandi, il Carnevale per tutti, i genitori. Possiamo dire che anche in questa giornata così di martedì veramente la gente sente il bisogno sia bambini che anziani, il divertimento. Cosa ti sembra del Carnevale di questa manifestazione? Noi abbiamo un Carnevale a Catania vicino a Seriale che è molto ben sentito e questo non ha nulla da invidiare a quello. Le fotografie e il Carnevale un'abbinata vincente? Sì, soprattutto perché c'è il concorso, quindi speriamo di partecipare e vincere. Cosa hai fotografato di bello oggi? Beh, soprattutto i miei cuginetti, poi non sono mica arrivata da tanto, quindi andrò in giro e vedrò qualcosa da fotografare. 63esimo Carnevale del Veneto, è la prima volta che ti esibisci davanti a tanti bambini, vero? Beh, devo dire che un pubblico così ti scalda il cuore perché loro sono il futuro, di conseguenza ti danno tutto quello che hanno, i bambini sono bellissimi. Quando ero giovane rubavo i coriandoli agli altri bambini e correvo dietro, però mi divertivo forse più di adesso. Oltre quello, E per te il Carnevale cos'era? È una bella festa dove tante persone si ritrovano a divertirsi un po' insieme, ascoltare musica e fare spettacolo. Stiamo raggiungendo il termine di questa cavalcata, una cavalcata trionfale mi sembra. Trionfale sì, abbiamo visto domenica un pubblico che ha superato le 10.000 persone, non si vedeva un pubblico così da 20 anni, per cui è un trionfo dell'associazione, di tutti i volontari che collaborano per questa importante manifestazione che fa parte del nostro territorio. È un'esperienza stancante così per i volontari, per tutti noi, però poi la soddisfazione ripaga tutto. Di questa esperienza, di tutti questi giorni, di queste fatiche, che cosa ti porterai nel cuore? Mi porterò nel cuore l'allegria e il divertimento di tutti i collaboratori, ma soprattutto i complimenti di tutto il pubblico che hanno fatto sui carri, sulla manifestazione e su tutto quel che è il nostro Carnevale del Veneto. Per me è stato davvero un grande piacere e soprattutto un onore, anche perché, come ho detto più volte, a più riprese, i grandi si sono dati appuntamento su questo palcoscenico. Io non diventerò mai un grande, però c'è questo auspicio, ho lavorato con dei grandi. Anche il sindaco si è speso volentieri, non si è mai risparmiato un attimo, perché davvero abbiamo scoperto un aspetto goliardico di Renato Modenese. Grazie sindaco, grazie Damiano Pernecchi del presidente, grazie a tutti per avermi dato questa possibilità, sono davvero onorato. Grazie a Pianura News. Un saluto agli amici di Pianura News, salutate tutti, salutate bambini, dai che andiamo in televisione, salutate.